Benvenuti al punto, benvenuti a Tele Friuli, ecco qua al sindaco, benvenuto anche al sindaco di Gemona del Friuli, Roberto Rebran. Come stiamo, sindaco? Molto bene direi, grazie dell'invito. Bene, allora, vediamo Gemona come sta andando avanti l'amministrazione. Avete fatto un po' di convenzioni, mi pare capire, no? Quindi l'organizzazione sta cambiando un po'. Sì, diciamo dopo la riforma che è stata attuata nel sistema degli enti locali abbiamo stretto diverse convenzioni con i comuni con termini, stiamo cercando di erogare a livello di comune proprio più servizi possibili, più attività possibili in comunione con le altre amministrazioni comunali. Chiaramente Gemona è un po' più strutturata rispetto alle altre realtà e quindi ci sentiamo anche in dovere di riuscire ad aiutare chi è magari in questo momento un po' più in difficoltà. Ecco, c'è stato recentemente l'anniversario del terremoto, no? E comunque c'è ancora qualcosa da finire, mi pare il castello, no? Come stanno andando fatte le cose? Sì, ci sono ancora alcune opere incompiute, ma in particolare il castello, che è un cantiere interminabile. Io preferisco non parlarne tanto perché ogni volta in cui annunciamo la conclusione del castello C'è succede, sempre succede qualcosa, no? qualcosa e adesso anche i tempi attuali ci mettono in forte preoccupazione perché ovviamente con l'aumento dei materiali ed un appalto che è nato molto tempo fa ovviamente ci porta delle criticità in questo momento, quindi preferisco fare passo dopo passo sperando insomma per il termine della legislatura di completare quel lotto e metterlo nella disponibilità della comunità e dei turisti. Ecco, però ci sono altri lavori pubblici, no? Piste ciclabili, le scuole, insomma, no? Sì, l'attività sulla quale si è interessata l'amministrazione comunale assieme alla regione e all'EDR principalmente quella della riqualificazione di tutto il patrimonio scolastico. Un pezzo alla volta siamo riusciti a ottenere e raggiungere quasi tutti i contributi per la demolizione e ricostruzione di tutte le strutture che nascevano nel post sisma, ma ovviamente a 40 anni dal terremoto non era più conveniente riqualificarle o comunque rigenerarle, ma era necessario proprio provvedere ad una demolizione e ricostruzione proprio perché Gemona è in zona sismica di prima categoria e proprio perché la normativa negli anni ha avuto delle evoluzioni e ha aumentato sempre più il livello di sicurezza di questi fabbricati. Sì, quindi un progetto radicale in sostanza, Sì, no? radicale anche perché vogliamo, ovviamente il sistema scuola rispetto a 40 anni fa è modificato notevolmente e quindi crediamo di dover e voler mettere a disposizione delle nuove generazioni e del corpo docenti dei plessi scolastici adeguati e che siano ovviamente innovativi e proiettati nel futuro. Ecco, poi c'è il piano nazionale di ripresa e resilienza, no? Un comune come Gemona sicuramente ha dei progetti pronti, sicuramente li avete presentati, no? Sì, sì, stiamo partecipando praticamente a tutti i bandi nei quali il nostro comune può, per la dimensione che ha, partecipare, perché ci sono alcuni bandi per comuni un po' più piccoli, alcuni bandi per i comuni un po' più grandi, quindi la fetta un po' è ristretta per la nostra fascia di popolazione, però con un notevole sforzo, devo dire, Avete da avuto parte della... difficoltà anche per quanto riguarda il reperimento del personale o il No, dicevo personale sì, sì, interno? stavo dicendo adesso con un notevole sforzo delle risorse umane disponibili, che ci tengo veramente a ringraziare perché in questo momento stanno veramente dando tanto, sia in termini di operatività ma anche in termini di qualità. Non è un caso che molti dei bandi ai quali partecipiamo riusciamo a raggiungere posizioni di primo livello e questo ci consente di attingere a notevoli finanziamenti e quindi in questo momento ci tengo a ringraziare ovviamente tutti i miei collaboratori per quello che stanno facendo. Ecco, avete il segretario comunale fisso voi oppure? Noi siamo tra i comuni fortunati, abbiamo un segretario Ecco, perché comunale quello è una cosa importante, no, per senz'altro. No, no. l'organizzazione. Nel tempo, in questi 4 anni, siamo riusciti a riorganizzare l'intero comune e devo dire anche al termine di questo percorso, realizzando degli efficientamenti, delle razionalizzazioni, riusciamo a erogare servizi anche ad altri ed è questo il motivo anche per il quale siamo riusciti a stringere diverse convenzioni, voi il personale, voi l'ufficio finanziario con la comunità di montagna, voi la polizia municipale, l'urbanistica, stiamo riuscendo a dare servizi ad altri comuni un passettino alla volta sperando di riuscire a potenziarli nei prossimi anni. Ecco, poi c'è il problema dei medici di base, no? Che stanno andando in quiescenza, per cui c'è un po' di turnover. E a Gemona siamo bene? Ci sono tutti i medici? Allora, bene, credo Che la che... sanità adesso è Sì, nell'occhio del ciclone, sì, no? sì. Come sempre, insomma, no?
Sì, diciamo che sulla sanità c'è una particolare attenzione. Allora, bene, credo che non si possa dire da nessuna parte in questo momento, perché ci sono delle difficoltà che fino ad oggi non avevamo conosciuto. È evidente che Gemona magari sconta problemi, soprattutto per quanto riguarda i medici di base, diversi dalle zone più periferiche e più montane, perché insomma è in una posizione abbastanza favorevole, però è un problema senz'altro che stiamo conoscendo anche noi e prima non era conosciuto. È evidente che c'è stato un problema di programmazione negli anni e che oggi scontiamo e paghiamo un prezzo carissimo, e credo che questo problema non sarà di facile soluzione nel brevissimo periodo. Ecco, il presidio sanitario di Gemona è sempre stato un punto dolens, no? Perché ogni amministrazione ha cercato un po' di far rimanere quei servizi che sono base per Gemona. Adesso come siete? Ma allora, l'amministrazione comunale, credo anche in maniera lungimirante, ha creato una proposta assieme alla Regione per una riqualificazione e una specializzazione del nosocomio, partendo proprio da una cosa che mancava alla nostra Regione, che è la riabilitazione neurologica e cardiologica soprattutto. La riabilitazione cardiologica, c'erano 2 regioni in Italia che non ce l'avevano, era la Regione Friuli Venezia Giulia e la Regione Sardegna, e adesso c'è il progetto di riconversione di parte della struttura su questa specialità che dovrebbe portare anche ulteriori professionisti. È evidente che questo si scontra in questo momento storico nel quale c'è grande difficoltà a reperire medici, e credo che in questo momento il nosocomio di Gemona stia pagando un prezzo molto più alto rispetto a quello che dovrebbe pagare, perché ovviamente il territorio che va a servire è molto ampio, e quindi credo che debbano essere poste le dovute misure a suo favore, a favore della comunità, perché ovviamente non si può andare avanti a lungo così. Ecco, la sanità è, dicevo prima, nell'occhio del ciclone, no? Quindi fra sindaci ne parlerete, insomma, no? C'è un po' di preoccupazione comunque, perché ogni volta bisogna trovare un po' la soluzione migliore, perché tutti vogliono avere gli ospedali sotto casa, tutti vogliono avere i servizi sotto casa. Ne parlate all'ANCI fra di voi oppure solo... No, ne parliamo in diversi ambiti, anche nell'ambito stesso proprio sottoassistenziale, perché ovviamente il cittadino molto spesso si rivolge sempre al sindaco quando si parla di sanità. Il sindaco è il parafulmine di tantissime questioni, pur non avendo neanche nessun tipo di competenza, perché la programmazione sanitaria non è in capo ai comuni, ma è in capo alla regione, e deve rispettare ovviamente le normative nazionali. Credo che siano stati fatti dei passi. La pandemia ha di fatto rimesso in discussione qualsiasi tipo di progettualità, ma bisogna anche saper ripartire, le difficoltà ci sono, c'è ancora il tema del personale medico non vaccinato, e quindi questo ovviamente preclude la possibilità di sviluppare diversi progetti che erano già stati avviati. Ci auguriamo che questa situazione termini il più presto possibile, perché non è più sostenibile un sistema come quello attuale. Ecco, Sindaco, il polo sanitario, il polo, scusi, universitario com'è lì? Ma abbiamo avviato una forte collaborazione con l'Università di Udine, rivolta al potenziamento dell'attuale presenza con il corso di laurea in scienze motorie a Gemona. Da lì nasce la volontà dell'università di potenziare gli iscritti ai primi anni, quindi vuol dire che poi nel triennio successivo aumentano notevolmente, quindi stiamo già notando un incremento degli studenti. Sono passati dai 90 ai 110, che vuol dire che in 3 anni aumentano di 60 unità, e già oggi abbiamo delle difficoltà a reperire loro degli alloggi, quindi ci auguriamo che la comunità anche in questo percorso si affianchi alla volontà dell'amministrazione comunale di migliorare, insomma, quella che è la presenza e potenziare quella che è la presenza dell'Università di Udine a Gemona, mettendo a disposizione i propri alloggi, perché questo può incentivare ovviamente anche le attività commerciali e una maggior vitalità anche all'interno del centro storico, quindi l'auspicio è che tutti facciano la propria parte. Ecco, il bilancio l'avete chiuso, le tasse sono rimaste invariate, avete ritoccato qualcosa? Avete dovuto forse? Allora, devo dire che non abbiamo aumentato nessuna imposta, l'amministrazione comunale attraverso il proprio bilancio si è fatta carico di tutti gli aumenti che ci sono stati in questi anni, e quindi credo che sia stato uno sforzo notevole. Non so fino a quando potremo reggere, anche perché insomma, da parte nostra c'è un'iniziativa in corso anche nei confronti della Regione e anche attraverso ANCI perché venga riconosciuto che quei comuni di mandamento, quei comuni insomma, capofila, quel ruolo che hanno,
piano, perché ovviamente sostenere piscine, case di riposo e diversi servizi che sono di natura sovracomunale non possono gravare solo sulla comunità di Gemona, quindi è venuto il momento di fare un ragionamento sui trasferimenti, perché oggi non sono sufficienti per poter garantire giusti servizi. Ci è stato possibile anche non aumentare le imposte anche per alcune scelte che abbiamo fatto anche in ordine proprio all'Università di Udine, che parlavo prima del potenziamento di questi, del numero dei corsisti. Per esempio c'è stata una notevole, ci tengo a ringraziare, donazione da parte della famiglia Fantoni, della Fantoni SpA, sull'acquisizione e la ristrutturazione di Palazzo Scarpa, che è avvenuta in collaborazione con la Regione Friuli Giulia e che sarà dedicata e intitolata al Cavaliere Marco Fantoni, proprio per dare nuovi spazi all'università, e quindi anche attraverso il sostegno dei privati riusciamo a contenere ovviamente quelle che sono le spese a carico dei cittadini. Ecco, adesso c'è anche la stazione del turismo, no? Perché è la bella stagione, quindi favorisce un po', no? Quindi Gemona si sta attrezzando, avete già qualche evento, insomma, no? Mi pare. Allora, ci sono due fasi. Una è quella che stiamo vivendo adesso della post-pandemia, dove abbiamo scoperto che i turisti vogliono passare il loro tempo e le loro ferie all'aria aperta, ma non solo le ferie, anche nei momenti liberi prendono molto spesso la bicicletta e vogliono visitare anche in molti paesi del Friuli, che tra l'altro sono straordinari per molti aspetti. Il Comune di Gemona, assieme alla comunità di montagna, ha fortemente voluto un piano ciclabile che sia legato al cicloturismo, ma che sia legato anche proprio al servizio delle proprie comunità, e stiamo spingendo molto perché crediamo che da qui ai prossimi anni ci sarà un'esplosione veramente di queste presenze nei nostri comuni, che andranno a garantire anche nuove opportunità di lavoro proprio per chi ha strutture ricettive, per chi ha alberghi, ristorazione, ed ovviamente questo comporterà anche una rigenerazione del patrimonio edilizio che ovviamente potrà essere riqualificato per portare anche il nuovo reddito alle famiglie attraverso l'attivazione dei B&B, affittacamere e quant'altro. Crediamo che ci siano grandi spazi interessanti di sviluppo economico su questi settori. Anche perché c'è il flusso del nord, no? Quindi l'Austria mi pare che ha già incrementato questo settore e comunque favorisce un po' anche verso le nostre linee, anche verso le spiagge, quindi si ferma nella zona di Gemona, in Tolmezzo, insomma. È un'opportunità. Sì, il turista di oggi non è quello di 30 anni fa o 20 anni fa, dove uno prendeva l'auto, arrivava in spiaggia, si fermava lì, stava 2 settimane e poi riprendeva l'auto e tornava a casa. Oggi il turista si sta muovendo diversamente. Tra l'altro a Gemona ci sono 4, 5, 6 ciclovie collegate oggi e nel futuro, nel prossimo futuro, e quindi più che un luogo di passaggio potrebbe diventare anche un hub da dove partire. Questa è la nostra ambizione, in modo tale che uno venga a Gemona, possa prendere la bicicletta, andare su Tarvisio e scendere, e andare giù a Cividale e rientrare col treno, la stessa cosa per Pordenone, quindi abbiamo una collocazione interessantissima che insomma ci è riconosciuta dalla storia, insomma, esatto, cioè non scopriamo niente di nuovo. In sostanza volete tornare un po' il baricentro dell'Alto Friuli, insomma, come è giusto che sia. Bene, allora grazie a Roberto Revlan, sindaco di Gemona, grazie per la partecipazione e la disponibilità, naturalmente sempre a casa quando vuole, per qualsiasi opportunità. Grazie a voi. Bene, allora noi ci vediamo la prossima volta con un altro primo cittadino, alla prossima.